Ladies and gentlemen, the national anthem of Spain. Gli inni nazionali di Italia e Spagna prima della quarta giornata del campionato europeo Under 17 femminile, una quarta giornata, Marcello Bulgarelli al mio fianco, che profuma di scontro diretto quello che vediamo qui davanti a noi, perché Spagna e Italia sono prime nel raggruppamento a pari punti. Ciao Francesco, bentornati a tutti. Sì, uno scontro diretto, forse per certi aspetti nemmeno così atteso alla vigilia di questo campionato europeo. Le due squadre arrivano pari a 7 punti ciascuna e il fatto che ci sia l'Italia ovviamente ci fa un enorme piacere, e il fatto che la Spagna abbia fatto un mezzo passo falso ieri contro il Portogallo è un po' la sorpresa di questa primissima parte di questo torneo un po' particolare, che vede 5 turni di girone regolare tutti contro tutti tra le 6 squadre, e poi le prime due che andranno in finale, e in questo momento queste potrebbero essere le due sospettate numero 1. E vediamo intanto quelle che sono le due formazioni partendo dalla Spagna. Qui intanto vediamo la grafica, ci propone l'Italia con Bianca Bertolucci, Arina Cergutta, Emma Cazzola, Vanessa Mazzilli, Simona Contò, Sofia Borgonovo, Matilde Ghirardello, Maria Boscaro, Teresa Messore, Sofia Sanson. Risponde la Spagna con la capitana Judith Serra, Aitana Scudero con il numero 2, 3 Ulia Mumru, 4 Iana Exposito, 5 Sigrid Roskeias, 6 Ulita Rovira, 7 Ulia Vila, 8 Alejandra Mugnain e con il numero 9 Tania Padrosa, con il numero 10 portiere Paola Bautista. Due modi di caricarsi completamente diversi delle due squadre, abbraccio collettivo delle azzurre e anche un coro tra le giocatrici spagnole, bello da vedere. Si caricano le azzurre, si caricano le iberiche. È tutto pronto per questo incontro che vale davvero tanto, è davvero molto interessante, lo guardiamo con davvero con grande attenzione, con grande curiosità, Marcello, perché la Spagna è la favorita, numero 1 di questo campionato europeo femminile Under 17, campione in carica, ha vinto lo scorso anno in casa Olot, però quel 0-0 contro il Portogallo rimescola un po', così come è stato un po' una sorpresa anche quel risultato, e parlo delle parti un po' più basse della classifica, cioè la sconfitta della Francia ieri sera contro l'Inghilterra per 2-0, una sconfitta che ha messo fuori gioco completamente i padroni di casa ultimi, che rischiano di non giocare nemmeno la finale per il bronzo. Sì, è un torneo molto più equilibrato di quanto ci si potesse aspettare, con sorprese che sono sempre dietro l'angolo, per cui è presto ancora per dire quali saranno le squadre finaliste. È chiaro che la squadra che uscirà vincitrice da questo confronto avrà sicuramente la finale in tasca, perché ipoticherà il primo posto in classifica, ma per la squadra che uscirà sconfitta, per quanto resterà seconda in classifica anche al termine della giornata attuale, serviranno i risultati di domani. Ricordiamo che l'Italia domani affronta l'Inghilterra, che proprio ha fatto la sorpresa ieri contro la Francia, e non si è ripetuta questa mattina contro la Germania, quindi inglesi che sono già fuori dalla possibilità di arrivare in finale, ma che possono ancora creare problemi alla nostra nazionale. Intanto però c'è questa partita da giocare e arrivare a pari punti con un colosso come la Spagna, che in campo hockeyistico femminile di fatto non ha rivali, non ha vinto la prima edizione del campionato europeo Under 17 a Correggio semplicemente perché non c'era, e ha iniziato a partecipare dalla volta successiva a Olot, e Olot
non ha avuto sostanzialmente rivali. Ieri il 3-3 con cui si è concluso lo scontro diretto contro il Portogallo ha sicuramente acceso qualche campanello d'allarme. Vedremo se il campanello d'allarme è valido anche nella partita di oggi, tra due squadre molto diverse, estremamente esperta la formazione spagnola, dove ci sono molti atleti all'ultimo anno di categoria, squadra giovanissima invece, come sappiamo, quella italiana. Ma si parte 0-0 e soprattutto si parte con un'Italia che non ha sostanzialmente nulla da perdere da questo incontro, nel senso che ovviamente se si fanno punti tanto meglio, sia per il morale che per la classifica, ma nel caso di sconfitta ci sarebbe comunque sempre la possibilità domani contro l'Inghilterra di rimarcare il secondo posto in classifica. Domani alle 10 del mattino è l'appuntamento per Italia e Inghilterra. Intanto vediamo Emma Cazzola, Rina Cergutta, Teresa Messora, Matilde Ghirardello e Bianca Bertolucci, le 5 giocatrici italiane. Inizia in questo momento la partita, la Spagna invece schiera Judith Serra con la maglia numero 1, casacca numero 9 per Tania Padrosa, numero 7 in possesso della pallina per Ulia Vila, numero 4 Iana Exposito e numero 3 Ulia Mumbru. Capitana, lo diciamo, l'estremo difensore Judith Serra, invece per l'Italia Teresa Messora, i commissari tecnici Maria Des per la Spagna, Valerio Antezza per l'Italia. Italia che aveva recuperato una pallina, l'ha persa. In questo momento la Spagna che attacca per linee esterne azzurre che vanno ad aggredire la portatrice di palla spagnola per evitare proprio che la Spagna faccia quello che riesce meglio alle iberiche, vale a dire quella rete di passaggi, quella costruzione dell'azione che porta sistematicamente la squadra alla conclusione. Ora può ripartire la formazione azzurra con questo rilancio da parte di Cazzola che non ottiene il risultato. Fallo di squadra commesso da Arina Cerguta, è il primo della partita, quando non siamo ancora arrivati alla fine del primo minuto di gioco. Spagnole che attaccano. Sarà interessante vedere proprio anche l'atteggiamento di come verrà anche condotta questa partita. Miguel Guilherme del Portogallo, Thomas Ulrich della Germania sono gli arbitri. Vediamo se come la Spagna intanto deciderà di muoversi subito con questa conclusione di Ulia Mumbru. La pallina respinta da Bianca Bertolucci, unica giocatrice italiana che gioca in Spagna. Intanto dall'altra parte subito Tania Padrosa a cercare di provare una conclusione che è finitata. Spagna che sta insistendo, tante le palline toccate. Teresa Messora prova a disturbare l'avanzata spagnola, bloccata però dalle iberiche. Adesso insiste ancora la Spagna con Ian Exposito, pallina messa in mezzo, scontro in area, non ci sono gli estremi per un fischio secondo Guilherme Ulrich. Ora cerca l'Italia di soffiare la sfera dall'angolo e ci riesce con Emma Cazzola. Vediamo Teresa Messora, vediamo anche l'atteggiamento, Marcello, delle spagnole durante l'attacco italiano. Pressing quando sono nella propria metà campo, quando invece riesce ad uscire l'Italia, le spagnole un attimo aspettano. Sì, arretrano di un metro, lasciano un minimo di spazio. Attenzione però a non fare questi errori, perché lanciare i contropiedi con errori come questo è veramente pericoloso. Cazzola e Ghirardello in qualche modo recuperano. Questo è un fallo nettissimo che non viene fischiato alla Spagna, colpo sul bastone richiesto dalla panchina spagnola, dalla panchina italiana. Attenzione, pallina che rimane lì. Alla fine in qualche modo Emma Cazzola viene fuori da questa partita, cerca di servire Cerguta, non ci riesce. Spagnole ora vicinissime al primo gol, con Giulia Vita che non riesce in allungo a toccare la pallina. Era in leggero ritardo Teresa Messora, poi Arina Cerguta non riesce in questo caso a contrastare. Ancora la Spagna che attacca, che sta cominciando a prendere un po' di predominio. Sì, Spagna che sta cercando di entrare sempre più, di diventare la dominatrice del campo. Attenzione da Arina Cerguta a questo intervento, il terzo fallo di squadra fischiato contro le italiane. Ora attenzione a questa parata di Bianca Bertolucci sul tiro di Ulia Mumbru. Occhio ai falli, perché siamo già a quota 3 dopo 3 minuti e 10 secondi di partita. Ripartenza ancora della Spagna con Iana Exposito. Mumbru, la parata di Bianca Bertolucci ancora
era subito pronta Ian Exposito ad andare sul secondo palo. Fallo di squadra numero 4 fischiato contro l'Italia. Non ho capito bene però cosa sia Sì, successo. è stato una spinta alla balaustra di Ghirardello nei confronti dell'avversaria, fuori Cerguta, dentro invece Maria Boscaro. È entrata Maria Boscaro al posto di Arina Cerguta. Ora ci prova la Spagna con Mumbru. Italia che ha fatto molta fatica a superare la linea di centropista in questi primi 4 minuti e 40, 3 minuti e 40 Marcello, perché fino a questo momento la Spagna sta davvero controllando la partita in tutto per tutto. Sì, come era facile attendersi, il forcing spagnolo ci metterà sicuramente in difficoltà per tutta la gara. Bisogna vedere quanto l'Italia riuscirà a resistere. Ora vengono in avanti da sole le giocatrici spagnole. Proviamo questo contropiede con Teresa Messora che cerca ma non trova il passaggio per Ghirardello. Attenzione perché ora siamo in contropiede 3 contro 2 e c'è il gol della Spagna con la giocatrice numero 7 Giulia Vila, che è stata lasciata sola in questo contropiede 3 contro 2. Due giocatrici italiane rimaste bloccate nell'azione d'attacco. Ha avuto buon gioco la Spagna a fare quello che gli viene meglio, vale a dire il contropiede. Giulia Vila segna il gol per la Spagna e sblocca il punteggio dopo 4 minuti e 10. Spagna che passa in vantaggio per Giulia Vila e il gol numero 7 in questo europeo, con, lo ricordiamo, il poker realizzato nel match d'apertura, vinto contro la Francia dopo un gol contro la Germania e uno contro il Portogallo, a rete in tutte le 4 partite di questo campionato europeo. Attenzione a Emma Cazzola che trova però lo scudo del corpo di Ian Exposito, che prova subito a lanciare le proprie compagne. 1-0 per la Spagna. Matilde Ghirardello, c'è Tania Padrosa, la giocatrice del Malleu, che appoggia a Giulia Vila. Siamo all'angolo con Mumbru in mezzo, attenzione, il gol del 2-0. Gol del 2-0 con l'inserimento di Giulia Vila. Secondo gol in 37 secondi per la Spagna, che raddoppia, ma azione e inserimento perfetto quello di Giulia Vila. Sì, Giulia Vila che ha rubato il tempo a Teresa Messora, lei è passata davanti, perfetto il passaggio nonostante la marcatura di Emma Cazzola sulla giocatrice spagnola. Purtroppo per l'Italia arriva il gol del 2-0 ed è un gol che costringe immediatamente Valerio Antezza a chiedere il time out. Inizio davvero difficile per le nostre ragazze. E qui vedete inquadrata il time out della Spagna con Judith Serra, giocatrice del Malleu e capitana della formazione iberica, che riceve anche il supporto della collega di reparto Paola Bautista. Chiaramente, Marcello, la partita è ancora lunga, però l'inizio della Spagna è stato importante e forse era quello che ci si aspettava, quello che non si voleva era chiaramente, non dico subire un gol perché poteva succedere, ma 2 forse è un passivo già molto pesante dopo pochi minuti di partita. Sì, è sicuramente un passivo pesante che si inserisce in un contesto in cui la Spagna praticamente ha giocato da sola, sfruttando al meglio quello che ha di più rispetto all'Italia, vale a dire una superiorità tecnica sicuramente evidente. Ovviamente ora le azzurre devono in qualche modo reagire, non solo perché la partita è ancora lunga e oggettivamente un 2-0 contro chiunque non è una sentenza, ma anche per proseguire poi, perché questa partita ha ancora 35 minuti prima della sua conclusione e ovviamente le ragazze azzurre devono trovare un modo per utilizzare al meglio questo tempo anche in chiave futura, eventualmente per le prossime partite. Matilde Ghirardello e Maria Boscaro sul punto di battuta. Ancora Maria Boscaro appoggia per Ghirardello. Messora prova a servire Cazzola, attenzione a questo errato disimpegno. Tania Padrosa fa sua la sfera. L'intervento di Emma Cazzola a bloccare l'avanzata delle Furie Rosse. Ora duello vinto da Emma Cazzola, però il raddoppio della marcatura premia la Spagna con Mumbru
prova Giulia Vila, siamo già dall'altra parte sotto lo specchio di Bianca Bertolucci. Gian Esposito mette alto, pallina a lato, attenzione che la Spagna può essere davvero molto pericolosa in diverse circostanze. L'abbiamo visto anche nelle due reti realizzate con gli inserimenti davvero pericolosi di Giulia Vila. Giulia Vila ha segnato 8 reti in 4 partite del campionato europeo, 8 diviso 4 fa 2, quindi media di una doppietta aggiornata per la squadra spagnola. Adesso ancora la conclusione di Tania Padrosa, si è liberata bene dalla marcatura delle giocatrici azzurre. E ora si ferma il gioco per un possesso che adesso sarà azzurro, con 5 minuti e 53 secondi trascorsi sul cronometro. Vediamo anche uscita Teresa Messora, rientrata Rina Cerguta. Sì, mi pare abbia preso un colpo Teresa Messora, è uscita tenendosi il braccio. Vediamo se c'è qualche intervento, no, dello staff medico, quindi niente di particolarmente serio. Rientrata Cerguta che riceve in questo momento, subito contrastata da un avversario, arriva al limite dell'area, poi però Giulia Vila le ruba la pallina e parte subito in velocità il contropiede della Spagna. Guardate che velocità a cambiare campo. Qui c'è un fallo da parte di Ghirardello che non viene segnalato. Ancora la Spagna a tu per tu con Bianca Bertolucci. Questa volta è stata la giocatrice numero 3 Giulia Mumbrú a rendersi pericolosa. Ora prova a uscire l'Italia, ma non c'è niente da fare, rimaniamo bloccati nella metapista azzurra con la Spagna che attacca di nuovo. Doppio cambio in casa spagnola, sono entrate Rosquellas e Muniain al posto, se abbiamo visto bene, della numero 3 Giulia Mumbrú e anche della numero 9 Tania Padrosa. Resta in avanti la Spagna ad attaccare proprio con Alejandra Muniain a cercare sul lato opposto la conclusione per Gian Esposito. Attenzione, colpita alla testa Maria Boscaro. Si rialza la numero 8 azzurra e si riprenderà con una punizione in favore, suppongo, dell'Italia, perché la pallina era alta evidentemente, altrimenti non avrebbe colpito la giocatrice azzurra, che viene invitata ad uscire. Rientra quindi Teresa Messora, che era appena uscita qualche istante fa. Ora ci penserà il dottor Baldi assieme al fisioterapista Antonio Ferraro a sistemare, a curare la nostra atleta. Cerguta sulla sinistra, cerca e trova Messora, subito attaccata alla balaustra, bisogna venire via subito da quegli spazi perché altrimenti si rischia veramente grosso. Messora mantiene il possesso della pallina, ora è all'angolo, non trova nessuna opzione e si arriva all'ingaggio. Ora vediamo Teresa Messora e Alejandra Muniain, ingaggio vinto dall'Italia. Tocco di mano da parte di Cerguta, la pallina gli è arrivata esattamente sulle dita. Quindi si riparte con la Spagna in possesso sempre con Alejandra Muniain. Retropassaggio per Expositora Rosquellas. Muniain ancora. Exposito per Rosquellas ancora, siamo all'angolo dove cerca di ostacolare l'avanzata spagnola Emma Cazzola. Crea qualche problema Matilde Ghirardello, la pallina che si impenna, è proprio la stessa giocatrice con la maglia numero 7 che riesce a riconquistare la sfera. E ora ci prova la Spagna, scusate, con il passaggio per Rosquellas dietro lo specchio. C'è Giulia Vila, prova la conclusione, c'è il gol, il tiro di Gian Esposito, poi c'è stata la deviazione forse di Giulia Vila. Sì, confermo, pallina deviata da Giulia Vila al centro dell'area, quindi gol del 3-0 al primo tentativo col tiro dalla distanza. Le spagnole trovano subito la deviazione giusta in chiusura, in ritardo la chiusura sul tiro da fuori, poi Giulia Vila beffa la nostra Emma Cazzola e la Spagna sale 3-0 in una fase tra l'altro in cui
l'Italia sembrava aver trovato un certo equilibrio almeno da un punto di vista difensivo, nel senso che la Spagna non era più riuscita ad entrare con tutta la continuità dei primi 5 minuti, e invece poi è arrivato questo tiro da fuori che ci ha costretto a subire il terzo gol. Molto più difficile invece costruire il gioco, finora non abbiamo visto praticamente nessuna azione azzurra. Ora Emma Cazzola va a prendersi il terzo fallo di squadra. Terzo fallo di squadra fischiato contro la Spagna, contro i 4 sanzionati contro le azzurre. Ora Matilde Ghirardello pronta a battere la punizione con Arina Cerguta ad accentrarsi, poi scarica all'indietro per Cazzola, ricerca nuovamente Arina Cerguta, la giocatrice del Trissino, fermata però Arina Cerguta dall'avanzata di Iana Esposito, taglio in orizzontale, in mezzo la pallina fra Sigrid Roskelias e Alejandra Muniain, pallina che finisce in mezzo ma termina comunque preda, ed è preda delle giocatrici della Spagna fino a pochi istanti fa, con l'Italia ora che prova a ripartire con un contropiede, fermata però molto bene dalla difesa della Spagna. Marcello. Sì, la difesa spagnola ovviamente è piazzata benissimo, anche buon gioco a coprire sulle incursioni abbastanza sporadiche della nazionale azzurra, anche perché le azzurre non giocano pulite, stanno commettendo molti errori sui fondamentali, in particolare sugli stop che fermano la pallina a distanze non compatibili con questo livello di gioco. Non c'è il tempo di recuperare uno stop sbagliato, bisogna essere precisi per poter giocare la pallina contro giocatrici di questo livello che ti vengono ad aggredire, che sono velocissime. Attenzione perché rischiamo ancora una volta un 1 contro 1, qui la difesa ha lasciato andare un po' troppo le giocatrici spagnole. Proviamo a recuperare questa pallina con Messora, che però non ce la fa. Ancora la Spagna che attacca con Sigrid Roskelias. Da questi era la numero 4 Iana Esposito, dalla parte opposta ancora la numero 5 Roskelias, che lascia partire un tiro decisamente alto. Arriva Arina Cerguta, prova ad andare da sola lungo l'esterno sinistro, poi c'è l'errore tra Cazzola e Ghirardello, e se ci cominciano a essere incomprensioni tra queste due giocatrici ovviamente abbiamo problemi. Sono le due giocatrici che fino a questo momento hanno sorretto il gioco azzurro. Fallo di squadra numero 4 della Spagna. Tanto in porta c'è Sofia Sanson, errore mio perché con la maglia, vediamo con la maglia numero 10, infatti Bianca Bertolucci è in panchina, perdonateci, errore mio, quindi Sofia Sanson in porta. Chiediamo scusa ai telespettatori a casa, ringraziamo anche chi ci ha fatto la segnalazione. Intanto abbiamo visto una bella azione delle azzurre con Cazzola e Teresa Messora. Ora ci prova Matilde Ghirardello in contropiede, c'è anche Messora che arriva. La conclusione di Matilde Ghirardello, che poi si scusa perché c'era Messora che arrivava tutta sola al centro dell'area. 2 azioni di fila, 2 tiri in porta, lo prendiamo come un buon segnale per le azzurre. Intanto insiste la formazione spagnola con Julia Rovira dietro lo specchio, ancora la girata di Alejandra Muniain, respinta dalla difesa. Ancora Escudero che prova il tiro, pallina che si impegna, finisce alta ma resta comunque sotto il controllo della formazione spagnola, con Roskelias che si prova a metterla in mezzo. Attenzione, c'è il gol, la pallina che carambola sul bastone di Unita Rovira e c'è il gol del 4-0 della Spagna. Gol del 4-0, magari lo rivediamo nel replay. Pallina che è arrivata proprio a Unita Rovira, eccola qui, pallina messa in mezzo con che è carambolata proprio sul bastone. Si è trovata nel posto giusto al momento giusto la numero 6 in forza al Voltregà, e la Spagna sigla il gol numero 4 di questa partita, ed è il terzo gol per Unita Rovira. Ora terzo gol in questo campionato europeo, dopo il primo realizzato contro l'Inghilterra e quello siglato nell'ultima gara contro il Portogallo. E ora
passivo che si irrobustisce, il gap che si irrobustisce, quello tra le due formazioni. Tabellone, ecco, stavo dicendo, non ancora aggiornato, ma mi pareva abbastanza evidente che fosse gol. Infatti arriva adesso il 4-0 sul tabellone elettronico del Palazzetto dello Sport, mentre l'Italia prova con Maria Boscaro a tenere questa, anzi scusate, con Vanessa Mazzilli a mantenere il controllo di questa pallina. Il retropassaggio per Teresa Messora non è preciso, ma la stessa Messora poi va a recuperare questa pallina. Ghirardello subito su di lei con forza, la Escudero mantiene pallina Ghirardello. Dopo un giro dietro porta trova Arina Cerguta al centro della pista, ancora Ghirardello dalla parte opposta a cercare Mazzilli, di nuovo Ghirardello, prova la conclusione Ghirardello, non c'è nessuno pronto a raccogliere la ribattuta del portiere Giudit Serra. Dalla parte opposta però è Ghirardello ancora a combattere e ad andare a recuperare questa pallina, che ora è per la numero 9 Teresa Messora, attaccata, spinta dalle giocatrici della Spagna. Arriva Mazzilli in suo aiuto, ma non è sufficiente per non perdere il controllo della pallina, che torna nelle mani della Spagna, così può nuovamente riprendere a costruire. Eccoci qua ancora con 6 minuti e 20 alla fine della partita. Spagna 4, Italia 0. La doppietta di Giulia Vila, Ulita Rovira e Sigrid Rosquellas hanno trovato la via della rete per la formazione spagnola. Furieros che stanno continuando a premere. Italia che fa davvero fatica a costruire azioni in avanti e deve difendersi. Conclusione di Ulita Rovira, pallina che è terminata alta e distante dalla porta, difesa da Sofia Sanson. Sofia Sanson, esordio per la giocatrice classe 2010 in forza al Trissino, quindi un altro esordio in questo campionato europeo under 17. Ora Tania Padrosa per Rosquellas ancora, Escudero, Tania Padrosa, passaggio in mezzo, intercetta Mazzilli con il patino. È brava Vanessa Mazzilli a provare a proteggere la pallina dalla pressione di Tania Padrosa, chiusa all'angolo, riesce ad uscire la giocatrice del roller Matera. Passaggio per Teresa Messora, c'è l'intervento, il fallo di squadra sanzionato contro la Spagna, sesto fallo di squadra sanzionato contro le iberiche. Italia che può provare a costruire una nuova azione con Arina Cerguta. Arriva la respinta di Giudit Serra, riparte però la Spagna. Attenzione per vie centrali, la destinazione del passaggio proprio di Tania Padrosa era per Sigrid Rosquellas, che si trovava libera in mezzo. Poteva essere molto pericoloso questo passaggio, proprio questo contropiede della Spagna. Continua ad attaccare la formazione spagnola con Sanson che allontana ora con un colpo di bastone. Cerguta perfeziona il disimpegno, prova a sparare in avanti, ma il passaggio per Teresa Messora non è preciso, la pallina si perde sul fondo. Può ripartire nuovamente la Spagna, che viene in avanti forte del 4-0 con cui sta conducendo questa partita, con Rosquellas che apre e mette in movimento prima Tania Pardosa, poi la numero 6 Rovira. Ancora spagnole a costruire. C'è stato anche un tocco del portiere che quindi ha azzerato il tempo, riportando a 45, però c'è il fallo in questo caso con il retropassaggio sbagliato. Time out chiesto dall'Italia quando mancano 4 minuti e 2 secondi alla fine di questo primo tempo. 4-0 il risultato. Spagna che forse ha un po' rallentato i ritmi, sempre nell'ottica che dicevamo nella partita maschile, insomma. Questa partita è importante ma non fondamentale. Le partite importanti per la Spagna, la partita importante per la Spagna sarà una sola, ammesso che la squadra vinca questo risultato, che quindi regalerà il primo posto indipendentemente dal risultato di domani sera contro la Francia, credo, la formazione spagnola. La Spagna si troverà già in finale e giocherà la gara di chiusura di questo europeo sabato sera alle 21
quando si assegnerà il secondo titolo, quello della Under 17 femminile. E vediamo il calendario che recita proprio Spagna-Italia oggi, Portogallo-Francia alle 19, e un Portogallo-Francia che assume una certa importanza per i colori azzurri, perché guardando, vedendo il risultato di Spagna-Italia, si guarderà con attenzione anche al risultato proprio del Portogallo. Ricordiamo che l'Italia ha battuto il Portogallo, ci sono 3 punti di vantaggio, e in caso di arrivo a pari punti, Marcello, la prima cosa che si guarda sono gli scontri Quella diretti. vittoria varrà doppio sul Portogallo, perché in questo caso vorrebbe dire spuntarla sulle lusitane, proprio per quel motivo. Attenzione a un'altra azione simile a quella che abbiamo già visto, con contropiede e uomo sul secondo palo che riceve il passaggio di scarico. Attenzione ancora, la Spagna di nuovo a tu per tu. Maria Sanson questa volta allontana, Sofia Sanson scusate, allontana la minaccia e impedisce alla Spagna di segnare il quinto gol, ma perdiamo nuovamente palla. Siamo usciti malino dal time out, molto meglio la Spagna che ha già rischiato di segnare 2 volte. Ci sono stati anche 2 cambi, anzi 3 cambi, se ho visto bene in casa Italia. Intanto attenzione a Sofia Sanson che respinge ancora, perché dovrebbe essere rientrata Rina Cerguta, e in pista ci sono per la prima volta in questo incontro Simona Contola, giocatrice del Roller Salerno, e l'esordio in questo campionato europeo Under 17 per Sofia Borgonovo, atleta del Roller Club Monza, dell'Hockey Roller Club Monza. Attenzione ancora a Sofia Sanson che respinge bene la pallina, ora con Arina Cerguta a cercare Sofia Borgonovo, fermata però dall'intervento di Ulita Rovira. Ancora il tiro di Ulita Rovira, la giocatrice del Voltregà ha provato a piazzarla, pallina di un soffio a lato rispetto allo specchio e al rettangolo difeso dall'estremo difensore in forza al Trissino classe 2010. Ora Rovita ancora, tentativo di conclusione, allontana ancora Sofia Sanson, insiste ancora Tania Padrosa ancora all'indietro a cercare Ulia Vila. Ulita Rovira, ancora Ulita Rovira per Ulia Vila, prova ancora il tentativo di conclusione di Tania Padrosa, pallina respinta, ha provato Sofia Borgonovo l'azione personale, sbarrata la strada dall'intervento regolare di Aitana Escudero. Ora prova la Spagna e continua la Spagna con Julia Mumbrú. Tanti cambi in casa spagnola, Marcello. Vediamo Maria Dez che fa girare molto le proprie giocatrici. Sì, e oggi anche Valeria Antezza ha deciso di fare uso pieno della panchina e di tutte le atlete a disposizione, per lo stesso motivo che dicevamo prima. A parte il risultato, non dico compromesso, ma insomma quantomeno molto ben indirizzato, a questo punto la partita che interessa l'Italia è quella di domani alle 10 contro l'Inghilterra, e credo che il fatto di aver schierato in questo momento tutte le giocatrici che normalmente non calcano la pista sia dovuto anche al fatto di preservare quanto più possibile le energie residue delle varie Emma Cazzola e Ghirardello. Attenzione, brava ancora una volta Sofia Sanson a dire di no a questa conclusione. Siamo entrati nell'ultimo minuto prima dell'intervallo con l'Italia che ci prova con questa conclusione di Arina Cerguta da lontanissimo. Borgonovo va a battagliare per cercare di recuperare questa pallina, tiene lì la giocatrice spagnola che poi a un certo punto prende e se ne va. Attenzione alle triangolazioni, alza e schiaccia, pallina ancora lì, questo è fallo di squadra, arriva il fischio del direttore di gara signor Guilherme, colpo netto sul bastone di Arina Cerguta. Settimo fallo fischiato contro la Spagna, 21 secondi dalla fine dell'incontro, dalla fine del primo tempo, scusate. Ora Rina Cerguta che cade a terra, non ci sono gli estremi per il fischio. Mumbrú riparte, ultima azione probabilmente della Spagna, anzi no, perché Mumbrú prova a metterlo in mezzo, la pallina resta lì, allontana Sofia Sanson. Un secondo alla fine, sfera che finisce lontano dallo specchio della porta, ma finisce qui l'incontro. Primo tempo a senso unico, dove la Spagna ha chiuso con il punteggio di 4-0.
davvero tanta Spagna, una buonissima prestazione quella delle giocatrici di Maria Dez, Marcello. Sì, indubbiamente hanno fatto quello che probabilmente avevano programmato dall'inizio, cioè chiudere la partita e il discorso nei primi minuti, ci sono riuscite benissimo, complice anche un'Italia che non è riuscita a giocare con lucidità, a mantenere anche per minimi tratti il possesso della pallina, ha avuto la meglio il gioco in pressing della formazione spagnola, la differenza è tanta veramente tra le due scuole, c'è poco da dire, e 4-0 alla fine è un risultato che può stare persino stretto alla formazione spagnola per quello che si è visto fino adesso. Ci fermiamo per qualche istante e torneremo qui per il secondo tempo del match.
all'ultimo istante del primo tempo. Spagna che sta meritatamente conducendo. Sì, senza ombra di dubbio il risultato è lo specchio di quello che abbiamo visto nel corso della prima frazione di gioco. Vedremo ora se nella ripresa l'Italia riuscirà a trovare qualche spunto in più o a difendere meglio, o se la Spagna a sua volta non comincerà a risparmiare un po' di energie. Per quello che abbiamo detto anche oggi è una giornata che si annuncia caldina, comincia a salire la temperatura anche dentro alle lamiere di questo palazzetto dello sport. Allora, Sofia Sanson in porta, attenzione ancora al tiro di Ulia Mumbru. Sofia Sanson in porta, Sofia Borgonovo con la maglia numero 6, 4 Vanessa Mazzilli, 5 Simona Contò e 8 Maria Boscaro. Queste le 5 giocatrici dell'Italia. Risponde la Spagna con il portiere numero 10 Paola Bautista, con il numero 9 Tania Padrosa, con la casacca numero 7 Ulia Vila, numero 8 Alejandra Mugnain, 4 Iana Exposito. Queste le atlete le atlete a disposizione proprio le atlete a disposizione del commissario tecnico Maria Dez. Ora fischio dell'arbitro, ricordiamo Thomas Ulrich della Germania e Miguel Guilherme del Portogallo. La Spagna che attacca ora con Exposito sulla sinistra, arriva tu per tu con Sanson, la respinta è ancora di Exposito ma la mira non è precisa, pallina che esce, grande occasione per la Spagna che attacca di nuovo, questa volta per le esterne con Vila che prova a approfittare di un blocco, scendere sulla destra, mette la pallina ancora per Exposito dietro la porta, messa in mezzo, Vila controlla 2 volte, Sanson recupera, poi la pallina esce, la prende la numero 5 Simona Contò, che viene subito bloccata da 2 giocatrici spagnole, quindi Spagna può ripartire in 3 contro 2 dalle retrovie. Maria Boscaro impedisce il tiro alla giocatrice spagnola, commette il fallo di squadra numero 6 direi per l'Italia, o forse 5 e c'è la punizione in favore delle spagnole, posizione un po' defilata, provano ad accentrare le iberiche ma non c'è spazio per andare al tiro, mantengono comunque con Mumbru il possesso della pallina. Exposito, laterale ancora per Vila, accenna Borgonovo a un minimo pressing ma le azzurre preferiscono aspettare in zona difensiva. Vila elude la guardia di Borgonovo e va al tiro, brava Sanson a parare, poi Borgonovo lanciata in avanti, controlla sulla sinistra, fermata immediatamente in seconda battuta, ci prova Contò a giocare questa pallina, viene messa giù, tutto regolare dice l'arbitro, può ripartire ancora la Spagna, attenzione un 2 contro 1 in velocità, il tiro della numero 9 Padrosa con la pallina che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Sofia Borgonovo ora a gestire questa pallina, sono 2 minuti e 43 secondi di gioco. Questo secondo tempo, Spagna 4 Italia 0, ancora questa avanzata di Tania Padrosa, la parata di Sofia Sanson, ora è Iana Exposito, il passaggio per la numero 3 Ulia Mumbru, pallina che ora arriva a Ulia Vila, attenzione ora all'avanzata di Tania Padrosa, pallina alta sopra la traversa e ora recupera questa pallina Vanessa Mazzilli, c'è Simona Contò al suo fianco, provato forse a servirla, non abbiamo capito, non ho visto bene se l'abbia provata a servire oppure sia stato il tocco di Ulia Vila. Fatto sta che la Spagna riesce a ritornare in possesso della pallina. Ora Spagna che cerca la conclusione, arriva Sofia Borgonovo che chiude la traiettoria di tiro e si immola, e oltre a evitare che la conclusione arrivi dalle parti di Sofia Sanson parte anche in azione personale. Ora Padrosa insiste, quindi la formazione della Spagna che sta continuando a premere come abbiamo visto Marcello nel corso della prima frazione. Intanto attenzione a questa opportunità con Tania Padrosa che ha provato a metterla in mezzo per Exposito, arriva la chiusura di Sofia Sanson, altra parata di Sofia Sanson
sul tiro, doppia parata di Julian Mumbrú, l'atleta del Caldes. Si è scontrata contro l'estremo difensore del Trissino, che ha chiuso e sbarrato la strada in due occasioni. Ora ripartenza di Maria Boscaro, fermata dalla 9 Tania Padrosa. Ancora Tania Padrosa in possesso della pallina. Spagna che sta continuando a premere, Marcello. Si preme con Sofia Sanson, che in questo momento ci sta tenendo in piedi. Ancora una pallina messa in mezzo che rimane lì, con Sanson che fa buona guardia. Ora Borgonovo prova a lanciare Maria Boscaro, ma il lancio è letto molto bene dai difensori della Spagna dalla parte opposta. Un'altra occasione, un'altra grande parata di Sofia Sanson con il guanto. La giocatrice italiana ci sta tenendo all'asciutto in questo secondo tempo. Ancora nessun gol subito dalle azzurre, nonostante un forcing spagnolo praticamente ininterrotto dall'inizio della partita. Prova Borgonovo ora a venire via dalla zona difensiva, sbaglia però il passaggio all'indietro, parte un 2 contro 1 con la pallina messa in mezzo da Padrosa. Non c'è nessuno pronto a intervenire anche per la deviazione millimetrica di un difensore degli azzurri. Poi dopo pallina che è preda di Vanessa Mazzilli, che spara in avanti, non c'è nessuno però in quella direzione e quindi la pallina arriva a Giulia Mumbrú. Borgonovo la va a pressare nel tentativo di guadagnare qualche secondo. Esce bene però la formazione spagnola, che può attaccare di nuovo con la stessa Mumbrú. Il tiro, la parata ancora di Sanson, questa volta sulla palla alta. Mazzilli, subito su di lei Ian Exposito, ancora Mazzilli contro la numero 4, passa però il tempo e attenzione, Mazzilli commette un'ingenuità perché allontana la pallina e marca il sesto fallo di squadra delle azzurre. Sofia Sanson, portiere nata a Valdagno ma cresciuta nel Trissino, attualmente estremo difensore in forza al Trissino. Intanto triplo cambio, anzi quadruplo cambio in casa. Sì, quadruplo cambio, perché cambio del portiere, perché entra in pista per la prima volta in questa partita Bianca Bertolucci, esce Sofia Sanson. Rientrano in pista anche Emma Cazzola, Matilde Ghirardello e Teresa Messora insieme a Maria Boscaro, quindi spazio anche per le giocatrici che hanno iniziato l'incontro. Subito Bianca Bertolucci che inizia con una respinta col casco. Sì, in questo momento Antezza ha rimesso in pista la sua formazione preferita, diciamo così, quella con cui normalmente è partito o ha giocato di più nel corso delle partite disputate fin qui. Ha tenuto a riposo queste giocatrici fino adesso e per questi ultimi 15 minuti le utilizzerà. Intanto qui c'è il palo colpito da Giulia Vila, quindi due occasioni su una dietro l'altra dopo il triplo cambio. Prima la parata di casco di Bertolucci e poi il palo. E ancora la Spagna che attacca con Vila, che però viene fermata da Cazzola. Poi raddoppio con Teresa Messora, che riesce a venire via con la pallina da questo contrasto. Subito due giocatrici su di lei, retropassaggio per Cazzola, da questi a Ghirardello. Italia che prova a costruire l'azione dalla parte opposta con Maria Boscaro. Di nuovo l'indietro per Cazzola, che parte da lontano, prende la rincorsa, non c'è però lo spazio per andare al tiro, cade, c'è il fallo di squadra numero 8. Fallo di squadra sanzionato contro la Spagna. 12:35 alla fine della partita. Sto guardando un attimo proprio tutto l'elenco. Valerio Antezza per la prima volta in questa edizione dei campionati europei ha fatto ruotare tutte le giocatrici. Sì, Marcello. anche i due portieri, quindi 10 su 10. Vediamo ora Ghirardello, attenzione a Boscaro che soffia questa pallina, arriva al tiro, la parata di Paola Bautista e possiamo dirlo, Marcello, questo è un squillo importante dell'Italia. Sì, è il primo vero fallo il primo vero occasione da gol
delle azzurre. Ho detto fallo perché stavo guardando la situazione falli di squadra, che non è corretta in grafica, perché non sono 9-5 ma sono 8-6, quindi la Spagna non è al bonus ma è un punto prima del bonus. Bello squillo di tromba, bella prova dell'Italia, che è riuscita con un pizzico di fortuna a portare un atleta a tu per tu con il portiere della Spagna. È di fatto la prima volta che accade nel corso di questa partita. Ora vediamo Emma Cazzola, prova la conclusione, e arriva la respinta con il fisico di Iana Exposito. Adesso Teresa Messora per Matilde Ghirardello, controlla l'Italia. Ora vediamo come saranno questi minuti. C'è curiosità di vedere proprio il quintetto azzurro con Maria Boscaro a cercare Teresa Messora. La pallina viene riconquistata da Sigrid Roskeias. Ora Roskeias per Ulia Villa, Exposito per Alejandra Muniain. Ancora Muniain, prova ad arrivare al tiro, chiude bene il primo palo Bianca Bertolucci. Ora Emma Cazzola fermata, chiede l'intervento degli arbitri, non è dello stesso opinione l'arbitro Guillerme. Ora recupera la pallina la numero 3, attenzione al passaggio centrale per Teresa Messora, che era marcata, pressione di Escudero, se abbiamo visto bene, in casa Spagna, maglia numero 8 per Alejandra Muniain. Infatti era proprio Escudero ad aver provato e aver gestito la pallina in precedenza. Teresa Messora si libera bene di Alejandra Muniain, che è costretta a commettere fallo. Siamo al numero 9 in questo caso, quindi il nono fallo di squadra, non è il decimo come vedete in grafica, come diceva in precedenza Marcello Bulgarelli, sono 9-6. Quindi E c'è un time out chiesto da Valerio Antezza, e comunque anche il fatto che la situazione dei falli sia 9-6 è abbastanza indicativa, se consideriamo che dopo un minuto e mezzo l'Italia ne aveva già commessi 3 di falli, e quindi poi ovviamente anche l'andamento della partita ha favorito la situazione. La Spagna ovviamente ha più a lungo il possesso della pallina, e quindi è anche più facile che commetta irregolarità. Fino a questo momento l'Italia nel secondo tempo ha fatto vedere cose migliori rispetto al primo, quantomeno in difesa, non tantissimo in attacco, un paio di cose in attacco dopo che Valerio Antezza ha fatto rientrare tutte le giocatrici da lui più utilizzate nel corso di questo campionato, però ancora ovviamente troppo poco per pensare e sperare di poter impensierire una squadra come questa Spagna. 9:33, Italia 0, Spagna 4. Partita valida per il quarto turno dei campionati europei under 17 femminili di hockey su pista. In caso di sconfitta per le azzurre non sarebbero precluse assolutamente le porte di un'eventuale finale, perché l'Italia avrebbe ancora la chance di qualificarsi e ha in pugno la propria qualificazione, Marcello, che non è mai un aspetto secondario, è un aspetto brutto quando hai tu il tuo destino tra le mani e non dipendi da altri. Di certo è una buona situazione l'Italia, che domani dovrà vincere contro l'Inghilterra per garantirsi al 100% la possibilità di giocare la finale. Non dovrà guardare altri risultati, perché basterà. Intanto vediamo questa conclusione con la pallina che arriva dalle parti di Paola Bautista. C'è stata Messora che ha provato a concludere da posizione ravvicinata. 9:42 ancora il duello è stato vinto in questo caso dalla formazione spagnola, con il tentativo di Roskeias per Escudero. Ancora Escudero, pallina alta, gioco fermo. Dicevamo, Marcello, torniamo al discorso di in precedenza, Italia che avrà il destino, che può scrivere lei il proprio percorso. Sì, e tra l'altro non è che deve fare tanti calcoli, perché giocando la prima partita domani senza sapere il risultato delle altre è meglio mettere tutto al sicuro con
una vittoria, che è l'unico risultato che darebbe la certezza matematica della qualificazione alla finale. Allora sarebbe di nuovo Italia-Spagna anche sabato sera. Ovviamente non diamo niente per scontato, anche perché di partite Italia-Inghilterra decisive per entrare in finale siamo esperti, soprattutto in campo femminile. Non vorremmo rivangare il passato di quel 0-0 maledetto a Correggio, ma già gli inglesi ci hanno castigato una volta. Allora furono proprio le inglesi ad andare in finale al posto dell'Italia. Questa volta non sarà possibile, perché l'Inghilterra finora ha una sola vittoria in realtà potrebbe anche giocare, no, ha già giocato stamattina, quindi non può vincere più di 2 partite, e quindi non può qualificarsi. Non è un ostacolo per l'Italia. Non può, diciamo che è ancora in lotta. Intanto vediamo, attenzione, parata di Bianca Bertolucci su questo tiro ravvicinato ancora di Giulia Vila, che ha sfiorato la tripletta personale, l'atleta in forza al Palau. Ora prova Emma Cazzola ad allontanare, ma c'è l'infrazione di 10 secondi. E dicevamo, non rivanghiamo ricordi di quello 0-0 del settembre 2023 in quel di Correggio, nella prima edizione, lo ricordiamo, dell'Eurocampionato Europeo Under 17 femminile, che 10° fallo della Spagna, che aveva quella formula. Intanto fallo numero 10 sanzionato contro le iberiche, 10-6, quindi opportunità per l'Italia, con Teresa Messora che va a battere. Quindi occasione per le azzurre di segnare il primo gol di questa partita. Non diciamo di riaprire la gara, perché bisogna essere consapevoli della differenza che c'è in pista in questo momento. Cambia Maria Boscaro. Maria Boscaro. Credo che sia arrivata la decisione, credo che sia stata una panchina la decisione. Maria Boscaro. E cambio direi anche nella porta, perché c'è Paola Bautista. No, Paola era già dentro. Era già inserita. Vediamo ora Boscaro ancora contro Paola Bautista. La parata dell'estremo difensore della Spagna, che salva fino a questo momento l'inviolabilità della propria porta. Resta a 0 gol subiti la Spagna. Nel primo tempo, come dicevamo, ha giocato Judith Serra come capitana. Nella ripresa presente Paola Bautista, stesso discorso che ha fatto l'Italia con Sofia Sanson nella prima frazione di gara. Nel corso della seconda frazione il cambio che ha visto l'ingresso di Bianca Bertolucci per Sofia Sanson è stato l'esordio in questo campionato europeo under 17 femminile. Ora ancora il tentativo di tiro, allontana Bianca Bertolucci il tiro di Alejandra Mugnain. Ora Rosqueias prova a fermarla Emma Cazzola, brava Maria Boscaro a sfruttare il raddoppio della marcatura in suo favore per riconquistare la pallina. Teresa Messora in mezzo a 2, attenzione a Teresa Messora, attaccata da Escudero e Rosqueias. Fallo di squadra numero 11 fischiato contro la Spagna. A 6 minuti e 53 secondi arriva un time out. Rumoreggiano i supporter della Spagna per l'atteggiamento della coppia arbitrale, molto fiscale nei confronti delle spagnole. Time out richiesto dalla Spagna, forse anche per tranquillizzare le ragazze rispetto a questo aspetto. 11 falli non credo che li abbia mai commessi la Spagna nel corso delle partite precedenti. Sono un numero sicuramente elevato in una partita che non ha avuto spunti particolarmente cattivi e in cui la Spagna ha sostanzialmente dominato quasi tutta la gara, frutto anche della eccessiva fiscalità forse dei due direttori di gara, ma insomma, ininfluente dal punto di vista del risultato, anche perché l'Italia ha pensato bene di sbagliare anche il fallo la punizione del 10° fallo e quindi non approfittare di questa opportunità. Ci mancano 6 minuti e 53 alla fine di questo incontro, che la Spagna si avvia a conquistare con tranquillà. 4 gol nel primo tempo, al momento nessuno nel corso della ripresa. Una Spagna che ha anche un po' rallentato e abbassato i ritmi proprio per risparmiare energie. Intanto
Vediamo che le due squadre tornano in pista con stesso quintetto per l'Italia, con Bianca Bertolucci, Emma Cazzola, Matilde Ghirardello, Maria Boscaro e Teresa Messora. Invece per quanto riguarda la Spagna, Bautista in porta con numero 2 Aitana Escudero, che sta duellando con Matilde Ghirardello. Non vuole dargli la vinta Matilde Ghirardello e riesce a servire Teresa Messora. Soffiata la sfera però dalla formazione spagnola insieme a Bautista ed Escudero. Ci sono anche con la casacca numero 6 Ulita Rovira, con la casacca numero 4 Iana Exposito e con la numero 7 Ulia Viglia. Ulia Viglia, lo ricordiamo, atleta che ha già realizzato 8 reti. Taglio centrale di Iana Exposito. Ancora la Spagna che rischia di far male alle azzurre. Messora. Spagna che ha ripreso a prestare fortissimo sulle portatrici di palla fin dal centro della pista. Guardate subito ad attaccare in due Ghirardello, costringendola a forzare il tiro e potendo così recuperare la pallina, con la Spagna che viene avanti ora con Exposito lunga la pallina per Vila, ancora la numero 7 in possesso della pallina, laterale per Rovira. Rovira punta Ghirardello, la supera, alza e schiaccia, non riesce però a chiudere il gesto tecnico e si salva anche in questa occasione la nazionale azzurra. Di nuovo Vila dalla parte opposta, ora su di lei c'è Cazzola, dietro porta si avvia allo scadere il tempo a disposizione delle spagnole per terminare questa azione. Vila sulla destra per Exposito, la conclusione a colpire Bianca Bertolucci, e sono altri 45 secondi ma non se ne sono accorti dal tavolo E ora si continua a giocare. Esatto. Comunque gli arbitri hanno segnalato di proseguire e hanno concesso 10 secondi alla Spagna per poter giocare. Non avevano indicato il tocco però gli arbitri, quindi errore a metà tra il tavolo e i direttori di gara. vediamo Bianca Bertolucci che ha servito a Matilde Ghirardello. Matilde Ghirardello che ha trovato il fallo di squadra numero 12. Quadruplo cambio, fuori tutti, dentro gli altri. E infatti rivediamo qui anche Stile hockey ghiaccio. cambio massiccio dei giocatori esterni. No, non è previsto cambio portiere, no, in questo momento, quindi sarà Bianca Bertolucci che concluderà la partita, e quindi vedremo Vanessa Mazzilli, Sofia Borgonovo, Arina Cerguta e Simona Contò insieme a Bianca Bertolucci, le 5 che difenderanno i colori dell'Italia a 4:38 dalla conclusione dell'incontro. In casa spagnola resta in pista Paola Bautista, estremo difensore della formazione iberica. Dicevamo, Marcello, che i ritmi sono un attimo calati, però un'Italia che comunque si è presentata, l'abbiamo vista. Abbiamo visto l'occasione di Maria Boscaro, lo stiamo vedendo adesso nel replay. C'è stato anche in precedenza un intervento del portiere Bautista. Chiaro che l'Italia adesso si è guardato con attenzione forse quella fase centrale del secondo tempo, forse Valerio Antezza voleva anche provare a capire. Metti caso che guardava magari con un occhio, ha provato a vedere anche come provare anche a gestire e ad attaccare anche la formazione spagnola. Intanto attenzione ancora alla parata di Bianca Bertolucci, c'è Sofia Borgonovo a provare il contropiede e ora Bianca Bertolucci appoggia da Arina Cerguta. Ultimi 4 minuti di partita, come vedi questi ultimi minuti Italia e Spagna cercheranno probabilmente anche di non premere troppo sull'acceleratore, forse valutando proprio anche l'aspetto energetico. Ma non lo so, la Spagna, quando l'Italia ha rimesso le 4 giocatrici più utilizzate da Valerio in queste gare, ha immediatamente alzato la pressione, ha cominciato a fare pressing sul portatore di palla azzurro. Vedremo se adesso dopo questi 4 cambi lascerà più margine. Non mi pare, perché vedete le giocatrici azzurre sono subito accompagnate alla balaustra da una giocatrice della Spagna e fanno fatica ad uscire
entro i tempi stabiliti dal regolamento dalla zona difensiva, come è accaduto in questa occasione, e c'è quindi una punizione in favore della Spagna. Quindi Spagna che, se vogliamo, non preme esageratamente sull'acceleratore, nel senso che non forza le conclusioni e gioca abbastanza al limite dei 45 secondi per minimizzare lo spreco di energie, ma se volesse in qualche modo accelerare, penso che la formazione spagnola lo potrebbe fare a suo piacimento. Mazzilli, Sofia Borgonovo anticipata da Giulia Vila, 2 minuti e 54 al termine della partita. 4-0 per la Spagna. Ancora Tania Padrosa ad aver provato e toccato questa pallina per provare a servire Ian Exposito, che era arrivata sulla pallina, ma c'è stata l'infrazione di 5 secondi. Si riprende con il vertice dal vertice basso dell'area spagnola, con la pallina in possesso dell'Italia. Borgonova da appoggiare a Simona Contò. Ora Arina Cerguta, ancora Cerguta per Vanessa Mazzilli. La pressione della Spagna, che ha rialzato nuovamente il ritmo di intensità nella pressione nel cercare di riconquistare la pallina. Buono lo scambio, la parata di Bianca Bertolucci, che sola davanti a Ulita Rovira. Erano in 3 contro 2 la Spagna quando è arrivato la pallina, è arrivata la giocatrice del Voltregà. Buona la risposta del portiere dell'estremo azzurro, che è stata brava. È stato anche un bel contropiede quello che ha confezionato la Spagna. Ancora Ian Exposito, prova il taglio centrale proprio per Ian Exposito. Il passaggio era stato di Giulia Vila. Ancora Exposito, ancora Bianca Bertolucci. È diventato un duello, una sfida, esatto, a mantenere le reti inviolate nel secondo tempo. Ultimi 100 secondi di gioco, con la Spagna che attacca di nuovo alla ricerca del primo gol di questa ripresa. Ora Cerguta tocca per un istante la pallina, rallentando la costruzione del gioco spagnolo. Scusate, poi la conclusione della numero 6 Rovira. Ancora Bianca Bertolucci a dire di no. Assiste la Spagna con Tania Padrosa. 70 secondi alla fine. Risultato in ghiaccio per la Spagna, che ha trovato la via della rete per 4 volte nella prima frazione. Nel secondo tempo non ci sono state reti da segnalare. L'Italia che ha sfiorato il gol con il tiro diretto di Maria Boscaro, parato da Paola Bautista. Padrosa, Villa, ora Villa ci prova l'inserimento, questa volta era di Ian Exposito. Nel primo tempo è avvenuta un'azione contraria che aveva portato a uno dei 2 gol della Spagna, con l'inserimento di Giulia Villa in area. Invece in questo caso è stata la giocatrice con la maglia numero 7 a provare l'assist. Ora proprio Giulia Villa che riceve da Ulita Rovira. Pallina ancora in mezzo, c'è il tentativo di Ian Exposito. Pallina che viene tirata a distanza dall'incrocio dei pali. 5 secondi, 4 secondi alla fine. Arina Cerguta a cercare Simona Contò. Non si intendono le 2 giocatrici, ma finisce qui l'incontro con Giulia Vila, grande protagonista di questa sfida, la giocatrice del Palau. Firma la doppietta in questo incontro, 2 delle 4 reti della Spagna, che al termine della prima frazione di gara già conduceva per 4-0. Sigrid Rosqueias e Ulita Rovira sono le altre giocatrici a referto in questa partita per la Spagna. Marcello, l'appuntamento per l'Italia è a domani alle ore 10. Sì, la Spagna è la prima finalista di questo campionato europeo, con un turno di anticipo. Inutile la gara di domani contro la Francia per le spagnole, e anche per la Francia
perché non può più arrivare alla finale per il primo e secondo posto. In corsa rimangono l'Italia che ha 7 punti, il Portogallo che ha 4 punti ma deve ancora giocare questa sera contro la Francia. In caso di vittoria raggiungerebbe le azzurre. Se le azzurre vincono domani contro l'Inghilterra, anche una vittoria del Portogallo contro la Germania le porterebbe a pari punti, ma lo scontro diretto favorirebbe le nostre ragazze e ci porterebbe dritti a una finale continentale sabato sera, quindi domani alle 10 tutti davanti a Fiser TV, perché ci sarà da fare l'ultimo compito, l'ultimo passo, l'ultimo tassello per far diventare questa spedizione a Gujan-Mestra storica. L'ultimo anche un po' e anche tanto tifo, lo diciamo. Quindi grazie davvero a tutti per averci seguito, grazie a te Marcello per essere stato qui con noi. Appuntamento a domattina alle 10, sempre sul canale YouTube Skate Italia Ok Pista. A domani.
o hino da Inglaterra e agora vamos escutar o hino português. The national anthem of A portuguesa em Gujamestras. Assim termina o hino nacional de Portugal, aqui com bastante público afeto às cores nacionais. Há também alguns imigrantes, grande parte são familiares destes jovens atletas que viajaram até ao sul de França. Também do lado contrário há cerca de 2 dezenas de ingleses. Vamos então para as seleções, começando pela seleção de Portugal com João Antunes, Henrique Costa, Martim Nunes, Afonso Carrrais, Martim Oliveira, Diogo Abreu, Duarte Ferreira, Gonçalo Costa, Vasco Moreira e Duda. Ao lado da Inglaterra, que vai trazer Cohen Ray, depois Finlay, Watson, Harris, ou melhor, Eric Knowles, Batiste Campos, Indiana Oliveira, Harris, Jack Smith, Kaito Derbyshire, Flynn Carey e Eaton. São selecionadores, os dois são portugueses. Um é então o Hugo Azevedo, do lado de Portugal, e do lado contrário é o Rui Fontes, há cerca de uma dezena de anos que vive em Inglaterra. Quanto à dupla de arbitragem, ela é formada por o espanhol Tony Ribot, Stefano Risotti de França e depois na mesa Loic, ou melhor, Thomas Ulrich e Luís Aide são os árbitros escolhidos para este encontro. Cinco inicial, Portugal a jogar hoje com Duda na baliza, Martim Nunes, Afonso Carrrais, Martim Oliveira e Vasco Moreira. Lado contrário na baliza, Josef Eaton, depois com Indiana Oliveira, Knowles, Kaito e Flynn Carey. São as apostas quer de Hugo Azevedo, quer também de Rui Fontes. Está muito calor, é uma tarde em que os termómetros marcam cerca de 28 graus. Amanhã prevê-se baixa de temperatura, inclusive para sábado e domingo nesta região poderá mesmo chover. Vamos então para o início desta partida numa transmissão em direto para o World Skate Europe TV e também para a plataforma da Federação de Patinagem de Portugal e também para a Federação Francesa de Roller Skate. Aguardam os árbitros para que chegue às 16 horas, ou melhor, das 17 horas da Europa Central, 16 em Portugal Continental. Está tudo a postos. Assim entende a dupla formada por Tony Ribot e Stefano Risotti, recuperando entretanto Duda no lugar de João Antunes, depois Martim Nunes, também a ser dada a titularidade a Afonso Carrrais, Martim Oliveira e Vasco Moreira, numa altura em que começou a partida. Portugal joga de branco, do lado contrário a Inglaterra com Eaton na baliza, Flynn Carey, Kite, Indiana Oliveira e Knowles. São as apostas dos dois treinadores, são realidades completamente diferentes. Portugal é campeão em título. Bem, agora tentando avançar para o lado
Esquerdo condece a formação orientada por Hugo Azevedo. Vai haver ali a antecipação, mesmo assim a bola a ficar com o jogador português. Bola na área, vai tirar Knowles. Desde cedo que os portugueses vão puxando pela seleção. Aqui Martim a ganhar espaço, o remate e não marca por muita sorte, ou por pouca sorte neste caso. Sorte agora